Autonomia, il Veneto alle urne con un occhio alla Spagna, dove non si sa dove porteranno le spinte indipendentiste della Catalogna, e se il timore serpeggia in Europa, il governatore Zaia ancora una volta rimarca la differenza tra il referendum veneto e quello catalano. La Catalogna fa un referendum per l'indipendenza, lo fa ovviamente in maniera non autorizzata. Il Veneto va a referendum in maniera legale, rispettosa della legge e autorizzata addirittura dalla Corte Costituzionale per un referendum per l'autonomia. Domenica 22 dalle 7 del mattino alle 11 di sera non ci saranno poliziotti con i manganelli, ma ci sarà il seggio aperto come al solito, come quando andiamo a votare. E poi c'è il fronte interno e le polemiche sui 14 milioni di euro di denaro pubblico che verranno spesi per il referendum su un'autonomia che il Veneto avrebbe potuto chiedere allo Stato senza indire la consultazione, risparmiando quei soldi. La risposta di Zaia in un tweet: l'abbiamo fatto, ma il governo ha bloccato tutto, allegando foto della delibera del 2007 nella quale il Consiglio regionale dava mandato al Presidente a negoziare maggiore autonomia in 14 materie, prima di una serie di altre 6 richieste dal 2008 al 2012 e che Zaia ha intenzione di portare a Roma subito dopo il referendum. La richiesta che noi faremo sarà su tutti i temi previsti dalla Costituzione. Sono 23 competenze, quindi totalmente rappresenteranno il cuore della nostra richiesta, dopodiché andremo a trattare, però è fondamentale dopo un referendum, se avrà un grande risvolto, se avrà partecipazione, che si vada a chiedere tutto quello che la Costituzione prevede che possa essere dato a una regione.